Rieccoci in studio a parlare del terremoto e della grande mobilitazione del nord-est. Prima di andare a sentire la testimonianza della donna veneziana scampata all'inferno dell'Abruzzo, andrei per un attimo a Udine da Davide Vicedomini per sentire il Friuli come vive situazioni di questo tipo dopo essere stato toccato più volte da episodi di questo tipo. Davide. Ecco Domenico, come hai detto tu, il Friuli è anche tristemente noto per quanto successo nel 6 maggio del 76 con gli oltre 1000 morti. Da quella volta è nata un po' la protezione civile, che è sempre stata un po' diciamo il fiore all'occhiello della nostra regione, del Friuli Venezia Giulia, tant'è che appena è successo quello che è successo appunto negli Abruzzi ha subito richiamato alla memoria quel tragico giorno di 33 anni fa, e per questo sono stati inviati anche 500 volontari da una regione piccola come appunto il Friuli Venezia Giulia. Tuttora quando c'è anche una piccola scossa di terremoto c'è sempre il ricordo di quello che è successo. Talvolta ci si chiede appunto si riapre una ferita, se è possibile anche che una cosa del genere possa di nuovo accadere. È una paura del friulano quando c'è una piccola scossa. Tanto per dirne una, oggi c'è anche stata una scossa ovviamente impercettibile in Friuli, è stata registrata nella zona di Tolmezzo e Ampezzo, però è diciamo una scossa di routine. Magari anche l'esperto mi può spiegare quali sono le zone più a rischio, le zone più pericolose. Beh, che il Friuli sia una zona sismica lo avete già ricordato voi, e questa è una cosa purtroppo ben risaputa. Giustamente Davide ha detto che c'è la paura che il terremoto ritorni, e più che la paura purtroppo bisogna dire c'è la certezza che il terremoto qua in Friuli prima o dopo ritornerà. Studi statistici anche dicono quanto tempo più o meno intercorre tra una scossa forte e l'altra, e non si tratta di molti secoli, ma purtroppo di periodi più brevi. Quello che è importante però è che il Friuli, a seguito del terremoto del 76, ha avuto una fase di ricostruzione che direi è stata emblematica e purtroppo non ripetuta a livello nazionale. Quella ricostruzione ha permesso adesso di affermare con certezza che gran parte del Friuli si trova in una situazione di rischio sismico limitato, proprio perché la vulnerabilità degli edifici è bassa in quanto ben ricostruiti e con criteri antisismici. Ovviamente questo discorso purtroppo non è possibile estrapolarlo a tutta quanta la regione. Stiamo parlando dell'area maggiormente colpita dal sisma del 6 maggio 76, che però è una grande parte della regione sismica del Friuli Venezia Giulia.